Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie a te Natalia, buonasera, buon lavoro amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata 1210 di oggi, martedì 9 di giugno dell'anno del Signore 2026, cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Gainar, che alla rassegna stampa e Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340 670 9659 le vostre zap oppure 029294 7222 per il telefono quando ve lo dirò io. Avete ascoltato Ennio Morricone Dance On del 1978 e adesso, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi. Andiamo pure. Se si chiedesse a un italiano qualsiasi come va l'economia italiana rispetto a quelle dei grandi paesi europei, la loro risposta sarebbe sicuramente: in Italia va molto peggio. E invece sta succedendo esattamente l'opposto. Ma i cittadini non hanno colpa se pensano l'opposto di ciò che sta succedendo. Essi infatti sono stati molto semplicemente informati male dai media e dai politici che dibattono questi temi. Ad esempio, i dati resi noti questa settimana dalla Commissione europea dicono che nel primo trimestre di quest'anno il prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,63% in Italia, dello 0,52% in Francia e dello 0,45% in Germania. L'Italia quindi ha un prodotto interno lordo che cresce più di quello degli altri paesi europei. A questo punto però sorge una domanda: fino a quando l'Italia riuscirà a sopportare di essere disinformata anche su grandi questioni che tra l'altro in questo caso sono anche semplici e chiare? Benissimo, grazie come sempre a Pierluigi Magnaschi per questo suo intervento. Adesso diamo un'occhiatina alle agenzie, abbiamo l'ANSA. Signore e signori, nella missione Artemis 3 ci sarà un italiano, Luca Parmitano. Questa è la missione che andrà sulla Luna, signore e signori. Quindi Luca Parmitano è nell'equipaggio
della missione Artemis 3, lo ha annunciato adesso l'ANSA. Ancora, Ponte sullo Stretto, 3 persone indagate per corruzione, disposte le perquisizioni, Ciucci, la società totalmente estranea. Nel registro degli indagati i nomi dell'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, Vincenzo Virgilio, Giacomo Francesco Saccomanno. Ancora il caso, arrestato l'ex marito dell'italiana condannata per adulterio, accordo Aran sindacati, nuovo contratto per gli statali, aumento medio 160 euro. Salvini firma il decreto per l'omologazione degli autovelox, il MIT si assicura un quadro regolatorio certo e omogeneo. Daniele Silvestri, De Gregori ha perso un'occasione, io contro la sua posizione di non schierarsi. Non è un obbligo per gli artisti, ma è l'unico modo in cui sento vero quello che scrivo. Vi ricorderete che De Gregori aveva scelto di non schierarsi contro Israele sulla questione palestina. Allora, adesso tra poco dovremmo avere al telefono il senatore Roberto Marti per il Qui Parlamento, presidente della Commissione Cultura. Si è votato il DDL Valditara in materia di consenso informato, è stato approvato la settimana scorsa. Adesso vediamo se finalmente riesce a collegarsi con noi e quindi poi possiamo partire con Qui Parlamento. Ancora un momento, intanto diamo un'occhiatina alla BBC, già che ci siamo, vediamo con che cosa apre l'emittente britannica. L'aeronautica israeliana colpisce la città libanese di Tiro, malgrado l'Iran abbia avvisato Gerusalemme di fermare gli attacchi. L'Iran aveva avvisato Israele ieri in giornata del fatto che avrebbe potuto riprendere le ostilità se non si fossero fermati gli attacchi sull'alleato libanese Hezbollah. Andiamo a vedere anche la questione Artemis. Ecco qua. Artemis 3 dice c'è una diretta in corso ovviamente della BBC. L'Artemis 3 sarà una delle missioni più complesse della NASA. In particolare ho il piacere di darvi il benvenuto come nuovo equipaggio del viaggio di Artemis per il ritorno con successo sulla Luna. La missione sarà una delle più complesse che la NASA ha pianificato e contiamo sul vostro coraggio e il vostro impegno nel perseguire questo ruolo critico. Andiamo a vedere allora chi sono gli astronauti. Bob Hines, che sarà l'astronauta di riserva, è un pilota di test che ha fatto qualcosa come 170 giorni nello spazio e può giocare in qualunque ruolo della missione. André Douglas sarà uno dei 2 specialisti di missione per la missione. Frank Rubio sarà il secondo specialista di missione. Luca Parmitano dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, sarà il pilota di Artemis 3. Ha speso più di 300 giorni della sua vita nello spazio. Randy Bresnik, astronauta della NATO, servirà come comandante della missione. Signori, l'Italia va sulla Luna. Ed è una cosa veramente straordinaria anche perché vuol dire che ci si torna dopo l'ultimo viaggio e allunaggio nel 1972. Tra l'altro la NASA informa che la missione Artemis 3 durerà circa 2 settimane, ma adesso Qui Parlamento. Qui Parlamento. Io do il ben trovato al senatore Roberto Marti, presidente Commissione Cultura. Buonasera, senatore. Buonasera a tutti voi radiospettatori. Senta, so che lei è proprio di corsa. Allora, questo DDL Valditara, approvato la settimana scorsa, polemiche a non finire. Qual è il vantaggio di questo testo di legge? Ma polemiche a non finire. Io ho sentito tante fesserie sui giornali, in TV su questa legge da parte anche delle opposizioni. Sono arrivati persino a travisare delle cose, a modificarle, a scambiarle, per esempio dicendo che si tratti della legge sull'educazione all'affettività, che invece è una legge
che non c'entra nulla con questa e che in aula andrà prestissimo e sarà portata perché è stata già evasa dalle commissioni competenti. Si è parlato di maggioranza distanza dal mondo reale, diciamo che siamo animati da una visione retrograda, poco attenta all'educazione, rispetto alle differenze. È una legge invece che rappresenta un atto di buonsenso, di rispetto nei confronti delle famiglie italiane. La libertà educativa dei genitori è un principio cardine che spetta a loro l'ultima parola su temi così delicati e personali. Non è questione di essere retrogradi o diversi o antichi, come qualcuno ha suggerito, diciamo, ai media di riconfermare e di mandare in onda. Abbiamo rimesso al centro il patto di responsabilità e di corresponsabilità tra la scuola e la famiglia, che è una cosa fondamentale. Quindi per noi esiste scuola e famiglia, non come qualcuno anche in aula ha rappresentato che c'è uno scollamento della scuola, una messa in una seconda dimensione. Non è vero, l'abbiamo messi nello stesso piano e sullo stesso piano, in un confronto diretto, in un confronto animato per portare avanti il percorso educativo dei nostri figli. Questa legge quindi non limita alcun percorso educativo, né mette in discussione il valore del rispetto reciproco, dell'inclusione e della parità. Si tratta di assicurare trasparenza e corresponsabilità educativa. Questo è il termine, diciamo, semplificativo di quello che abbiamo fatto in questi mesi, che il Ministro ha voluto portare avanti e che tutti quanti noi abbiamo portato la settimana scorsa in aula. Ritengo che la visione sia una visione chiara. Scuola e famiglia non sono alternative tra di loro, come qualcuno ha voluto mistificare, ma sono alleate. Ed insieme bisogna educare i nostri figli. Tutto qui. Pienamente d'accordo. Senta, cosa state votando adesso in Senato? Adesso stiamo per iniziare, abbiamo fatto delle ratifiche, stiamo per iniziare un provvedimento sempre del mondo universitario in aula in questo momento. Abbiamo appena finito in commissione di votare anche i rappresentanti dell'Ambur, un altro importante organismo che, diciamo, sovrintende, coordina le università italiane, quindi un altro passo importante, è una nomina del presidente di 5 componenti che porteranno avanti un lavoro importante anche sul tema università, perché la commissione si occupa di cultura, pubblica istruzione, università, ricerca e sport. Quindi, diciamo, stiamo chiudendo tutti i provvedimenti che sono iniziati 2, 3, 4 anni fa, li stiamo portando man mano in chiusura, in valutazioni, diciamo, che andranno poi anche all'altra Camera competente, che è la Camera dei Deputati, che possono diventare legge. Oggi parleremo di università e di ricerca, continueremo poi domani forse a chiudere altri provvedimenti importanti culturalmente e non solo. Per esempio parleremo della prossima settimana di chiudere il decreto Veronesi, che è un decreto molto molto interessante, è una legge, non è un decreto, anzi è una legge sulla prevenzione all'interno delle scuole. Questa partiva proprio il primo giorno di insediamento della commissione, quando io, diciamo, ebbi l'intuizione di mandare ogni rappresentante della commissione in una delle 20 regioni d'Italia, per 21 delle 21 regioni d'Italia, per i 21 componenti quali sono nella mia commissione, per aprire l'anno scolastico. Da lì è nata questa giornata sulla prevenzione insieme alla Fondazione Veronesi e si è tramutata in una proposta di legge e la prossima settimana verrà approvata e andrà in aula anche questa, molto molto importante, interessante. Ci saranno tante cose serie, formazione finanziata per i nostri docenti sulla prevenzione, che non è una prevenzione solo alla salute, è una prevenzione alle tossicodipendenze, ma prevenzione sociale, prevenzione culturale, prevenzione che serve, diciamo, per migliorare la nostra qualità, la qualità dei nostri figli della vita. Molto bene, eccellente. Io la ringrazio molto, senatore, Grazie, al piacere di risentirci presto. Grazie a voi tutti e radiospettatori. Grazie. Grazie. Sigla. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare.
Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Non è questo il modo di fare, di tutto commerciante l'uomo del pane. Domani sarà festa in questo stupido paese, ma non per noi che stiamo a lavorare. L'uomo del pane fece finta di niente e se ne andò tranquillamente. Aveva tante cose da fare, poi lui non ci poteva fare niente. La primavera esiste la mattina, dalla mia cucina vedo il mondo tondo, sempre diverso, sempre ogni mattina, sì, dal giorno prima, con in bocca un gusto amaro che fa schifo, chissà cos'è stato quello che ho bevuto. Alzo dal letto e penso al povero mio fegato spappolato, fegato spappolato. Dice mia madre devi andare dal dottore a farti guardare, a farti visitare. Hai una faccia che fa schifo, guarda come sei ridotto, mi sa tanto che finisci male. La guardo negli occhi con un sorriso strano, eppure la vedo, ma forse ha ragione davvero. Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Buonasera, a voi la linea. Grazie Natalia, ed eccolo qui il padrone di casa, il senatore Claudio Borghi Aquilini. Abbiamo appena ascoltato Vasco Rossi con Fegato spappolato del 1979. Senatore, a chi si è spappolato il fegato sta settimana? Guarda, il fegato non lo so, le balle secondo me sono spappolate un sacco di gente. Un inizio folgorante, se lo lasci dire. E chi in concreto, se possiamo dirlo? Ma guarda, le mie guardando le pantomime dell'Unione Europea, come sempre, di cui parleremo adesso, no? E mi immagino invece poveri militanti così tipo a leggere in retroscena sulle cose, perché la CDU, la CSU e questo, quest'altro, no? Ovviamente cose di cui penso al mondo circostante frega nulla, no? E che sono per la stragrande maggioranza dei casi inventate di sana pianta. Cioè, oggi, veramente questa settimana ho visto l'inventatometro andare fuori scala per quello. E il fatto che però tutti abbiano questa tensione parossistica, no? Cosa succede in casa Lega, fa capire che forse non siamo esattamente quel partito irrilevante che uno vuole dipingerci, no? Cioè, una vaga sensazione che alla fine tutto e tutti, no, hanno una persona nel mirino, si chiama Matteo Salvini, e tutto il resto
tutto il resto è molto relativo, no? E quindi insomma, vabbè, dobbiamo vederci l'ennesima cosa, l'ennesimo giro di sondaggi falsi e cose di questo tipo, perché aspettate un attimo, scusa, intanto scrivo Prego. qua, perché qui stavo provando, sai che qui ormai le tastiere scrivono quello che vogliono, no? Fra un po' infatti cominceranno a metterti in minoranza, cioè tu provi a scrivere una roba e poi la tastiera valuta per mezzo dell'intelligenza artificiale che in realtà tu non volevi veramente scrivere quella roba lì e te la cambia. Ecco. Ti dico, sto provando a scrivere ora in diretta, mi viene fuori ora in ceretta. Ecco. La ceretta, Bellissimo. se posso cercare di evitarla, ecco, mettiamola così. Siamo in 2. Ceretta, non ceretta, Dio buono, in diretta su Radio Libertà, vediamo almeno la Radio Libertà se me la scrive bene, Radio News, Rai News, eccolo qua, Radio Libertà. Bene. Ok, sistemata Radio Libertà. E quindi, insomma, andiamo a vedere un attimino cosa sono alcune stupide che sono emerse in questa settimana. Allora, prima cosa, e la vediamo invece sul positivo, i risultati delle amministrative. I risultati amministrative, direi che anche quei ballottaggi dove di solito il centrodestra sta a casa perché che fatica andare a votare una volta, la seconda non ce la faccio, no? Per la maggior parte dei casi invece non sono andate male. E ovviamente penso alla mitica, soprattutto insomma alla mitica città di Lecco, e saluto ovviamente tutti i lecchesi da abitante dell'altro ramo, ecco, no? Quindi perché sembra che sono tutti sullo stesso lago, ma è lunga la strada per arrivare da Como a Lecco, certo, e soprattutto è lunga se ci vai di acqua, però diciamo che in quel momento mi sono sentito proprio molto vicino agli amici di Lecco perché hanno fatto una bella impresa, insomma, riprendere la città alla sinistra è stata una cosa fatta bene, ecco, mi verrebbe da dire, quindi ringrazio veramente tutti gli amici militanti della Lega di Lecco perché hanno fatto capire in una situazione importante che in realtà possiamo farcela, perché magari qualcuno ancora non ha questa percezione, ma in Lombardia, dove pure la Lega è storicamente molto forte, i capoluoghi non li abbiamo mai avuti, o quantomeno li abbiamo avuti con grande difficoltà, che è il contrario della Toscana. Cioè dove in Toscana invece è impossibile scalfire il PD, no? Dalla regione, viceversa nelle città spesso e volentieri governa il centrodestra, quasi tutte tranne Firenze. No? E vabbè, poi Prato, ok, diciamo robe che si sono aggiunte ultimamente, però c'è stato un momento dove praticamente tranne Firenze era quasi tutto del centrodestra, o quantomeno non di sinistra. Prendere e riconquistare una città della Lombardia è un gusto secondo me molto, molto dolce, no? Mi verrebbe da dire, e ben apparecchia il palato per quello che sarà ovviamente un appuntamento molto importante, che saranno quelli dell'anno prossimo, quando ci saranno sia le regionali che le politiche. No? Quindi diciamo la cosa successa a Lecco è una cosa che mi fa piacere, ma poi ovviamente insomma da eletto in Toscana non posso che essere stracontento di Arezzo, no? Per esempio, dove è stato confermato il sindaco, Viareggio, insomma sono tante realtà importanti, no? che hanno visto venire fuori. Poi lasciatemi, diciamo così, senza pensiero di fare offesa a nessuno, c'è una cosa che mi dà particolare soddisfazione, se devo essere sincero, che è Vignola. Non perché solo perché le ciliegie sono buonissime, no? Così via, ma perché so che è terra ostile. Cioè, prendere e portarsi a casa, oltretutto con una percentuale importante, no? Un sindaco a Vignola,
dove oltretutto c'è una comunità che conosco bene e mi vuol bene, sono andato a presentare il libro, no? E cose di questo tipo, e so che sono uno degli elementi, dei modelli, diciamo così, di come si fa a lavorare in terra non favorevole, ecco, in piddini a profonda, no? E quindi Sì. insomma il fatto di aver portato a casa questi risultati è una cosa che mi piace. La cosa invece di cui volevo parlarvi con un pochettino più di dettaglio è, non avevamo avuto modo di parlarne, è quella vittoria, diciamo così, della Lega nei confronti dell'Unione Europea, che ha dovuto accettare, no, il famoso diciamo flessibilità di bilancio, chiamiamola come vogliamo, scostamento. Però bisogna parlarne di questa cosa perché è una cosa un po' particolare. Allora, praticamente, non so se vi ricordate, avevamo iniziato il meccanismo con tutti che dicevano vabbè, non si può spendere per il caro energie, non si possono fare le accise, facciamo la social card, no? Cioè, idea un pochettino del cazzo, diciamocelo, no? Cioè questa roba qua della social card, perché se appare abbastanza chiaro da tutte le rilevazioni che la stragrande maggioranza della social card ce l'hanno gli stranieri, perché non dichiarano, perché così questo tipo, insomma, perché io devo andare a pagare delle accise più alte per andare a finanziare il pieno gratis allo straniero, insomma non mi sembrava, ecco, oggettivamente una grande idea, infatti ci siamo messi di traverso, però bisognava ovviamente avere mettere delle cifre importanti per riuscire a contrastare la situazione energetica, che ovviamente comincia a diventare un problema un po' per tanti, insomma, sia dal punto di vista delle bollette sia dal punto di vista del petrolio e in generale della benzina. Se vi ricordate, la situazione fu sbloccata dalla Lega, e nello specifico da Salvini, che in quel momento decise di convocare tutti i petrolieri in prefettura a Milano per riuscire a dare, diciamo, a far partire il primo sconto accise, quello che all'epoca era il più ricco, insomma, quello di 25 centesimi in buona sostanza, che aveva proprio tamponato proprio nel momento più alto della salita dei prezzi, no? E quindi è arrivato esattamente nel momento giusto. Da lì poi hanno cominciato a essere messe ogni volta dei rinnovi, no? che portava a scontrarsi però ogni volta con il fatto che ci fossero meno soldi, no? Perché in un modo o nell'altro quello che era a disposizione per poter fare degli interventi di emergenza stava finendo. Allora abbiamo detto no, a questo punto non possiamo ogni volta stare lì a raschiare il fondo del barile, bisogna mettere un po' di benzina nel serbatoio, ecco, come si suol dire, quindi ci vogliono più soldi. E allora, Certo. se ben vi ricordate, avevamo fatto la manifestazione in Piazza Duomo, dove una delle richieste era proprio quella di stop al patto di stabilità. No? Perché quello che ci impediva di agire come avremmo dovuto non era tanto, e adesso poi provo a spiegarvelo, anche se diciamo gli affezionati lettori della scuola, ascoltatori della scuola lo sanno perfettamente, non è la mancanza di soldi, ma delle regole che ti impediscono di spendere dei soldi che ci sono. E allora avevamo fatto appunto la manifestazione. Allora abbiamo detto va bene, senti, noi saremmo per andare direttamente con le cattive. Mi rendo conto che abbiamo una maggioranza che è composta da soggetti che sono un pochettino più docili, diciamo così, no, di quello che può essere una Lega. E va bene, provateci prima con le buone, no? Allora, prego, alla fine pur la maggioranza che non aveva assolutamente intenzione di andare a tirare tanto la corda per l'Unione Europea, perché sai che sono tutti coraggiosi al contrario, no?
allora erano riusciti in qualche modo a dire va bene, ok, c'è ragione la Lega, avevano scritto quella famosa lettera della Meloni, no, dove si diceva che insomma c'era bisogno di... E alla fine il risultato che cos'è? Che virgolettissime ce l'hanno concessa, ma questo virgolettissime sa da chi come il vostro, diciamo, padrone di casa nella scuola di magia, preside della scuola di magia, che era quindi invisibile, nascosto nel suo mantello dell'invisibilità, io, no? E sapevo però come andavano le cose. In realtà le cose sono andate in modo un po' diverso, non è che ci è stato concesso qualcosa, è stato detto in modo molto gentile che o ce lo davano o lo prendevamo. Che Esatto. vedessero un po' loro. Cioè, allora evidentemente il simpatico Dombrovskis, no, e compagnia bella, di fronte alla possibilità, perché alla fine sono come Mago di Oz, no? Cioè loro possono contrastarti se mantengono la paura che ti stillano, no? Ma se tu vinci questa paura e capisci che in realtà sono soltanto dei burocrati senza niente dietro, ecco che allora arriva il risultato, dice cazzo, questi sono decisi e qui allora però rischiamo di fare una figura da chiodi, perché tu capisci che se io gli dico di no e questi lo fanno in modo unilaterale e poi viene fuori che noi non gli diciamo niente, o se anche gli diciamo però tanto loro l'hanno fatto, qua non va bene. Allora ci hanno pensato su, hanno detto sì, allora facciamo così, si può andare con lo 0,6% del PIL, che non è pochissimo, se devo essere sincero, come grandezze generiche. Si può fare una flessibilità del 0,6% del PIL in parallelo con quella che era già stata concessa quindi per le armi, e però ovviamente, dato che non sarebbe funzionato da parte loro l'idea di dire lo faccio fare all'Italia, non lo faccio fare agli altri, hanno detto facciamo che lo possono fare tutti, no? Quindi chi vuole, no? Tutti possono fare uno 0,6% del PIL in più di spesa in 3 anni, con un massimo di 3% di 0,3 all'anno, quindi voi capite perché questi qui sono da inseguire a bastonate, no? Perché se non ti mettono il rebus, no, all'interno della singola cosa non vai a casa più. Quindi allora tu hai massimo 0,6% di PIL, quindi sono, per dirla facile, 14 miliardi per noi. Quindi massimo 14 miliardi di spesa fuori dal patto e massimo 7 miliardi all'anno, per cui tu in teoria puoi fare 5 e 4, no? In 3 anni. Ciao. Oppure fai 7 e 7 in 2 anni. No? Vedi tu, l'importante è che non fai 14 tutti in un anno, insomma, perché quello non si può. Massimo 7 miliardi per anno. Poi dopo cosa succede? Cosa fanno questi qui? Rendendosi conto che la cosa cominciava a diventare forse un pochettino troppo favorevole nei nostri confronti, nella conferenza stampa hanno detto però mi raccomando, non si può spendere per combustibili, incentivi al consumo di combustibili fossili. Incentivi al consumo di combustibili fossili, leggi accise, no? Già questo in teoria a me farebbe venire voglia di romperglieli in testa, no? Cioè, tu fai una bellissima conferenza stampa dove dici sapete cosa c'è di nuovo, no? Questi hanno cominciato ancora a mettere condizioni, non essendo in condizione di metterle, in realtà facciamo che noi andiamo per i cavoli nostri, no? E facciamo quello che vogliamo, poi dopo faccia e causa, no? Cioè come si suol dire, perché noi non siamo come gli ungheresi dove hanno potuto trattenergli una cifra che assolutamente iperbolica fino a che questi qui affamati non hanno votato la persona giusta per Bruxelles, no? Certo. Anche se quello che sta succedendo in Ungheria secondo me è da manuale del delirio, perché
già è assurdo ricattare un paese in questo modo. Ci ho scritto un post leggibile, visibile a tutti se avete voglia. Andate sulla mia pagina Substack, è questa nuova piattaforma dove si possono mettere, diciamo, degli articoli un pochettino più lunghi e un po' corposi, e oltretutto insomma è vista da quasi tutti i commentatori principali mondiali, ecco, quindi se vuoi dire qualcosa di importante è probabilmente il posto dove mettere. È scritto Substack con la K finale, CK, tutto attaccato, STACK, Substack. Cercate Claudio Borghi Aquilini, viene fuori l'elenco dei miei articoli, cercate Ricattocrazia, quello è di lettura libera, la potete leggere, e racconto la paradossale situazione dell'Ungheria di Orban e come la democrazia è stata piegata a furia di soldi, no? Cosa secondo me vomitevole, ma che aggiungo alle tante cose vomitevoli dell'Unione Europea. Però il punto che cos'è? Che loro nell'Ungheria possono essere ricattati perché, essendo che sono un paese che riceve soldi dall'Unione Europea, se l'Unione Europea poi non te li dà, vabbè, cominci a avere dei problemi. Nel nostro caso nessuno ci può ricattare, perché essendo che noi siamo un paese che paga, cosa facciamo? Cioè, quando ci arriva a casa la fattura, noi la strappiamo, che cazzo ci succede? Niente, no? Perché siamo noi che dobbiamo pagare agli altri, non il contrario. Per cui, insomma, noi siamo in una posizione un po' più di forza la volta che vogliamo andare a diciamo far valere i nostri diritti. E quindi il risultato è che noi abbiamo ottenuto la possibilità di spendere questi soldi. Ma senatore, c'è un ascoltatore in linea. Va bene, sentiamo. Pronto, chi è là? Sì. Buonasera, sono Giuseppe da Pisa. Volevo fare una domanda e un appunto al senatore, visto che lui è la nostra interfaccia, diciamo, della community. Non si potrebbe applicare lo stesso procedimento fatto come, diciamo, extra deficit usato per le banche anche nel caso dell'extragettito dell'IVA, perché, diciamo, passando da 1,60 a quasi 2 euro ora al litro abbiamo comunque anche un extragettito d'IVA, certo. No? Questo extragettito non si potrebbe automaticamente mettere in riduzione sulle accise della benzina? Questa è la domanda. L'appunto invece che le volevo fare, magari da suggerire al segretario, la prossima volta che ci sono magari i rinnovi contrattuali, invece che magari dare 3 rinnovi agli insegnanti che tanto non voteranno mai la Lega, magari un piccolo aumentino per il trasporto pubblico, dove quantomeno, diciamo, una base elettorale esiste. Grazie, buona serata a tutti. Prego, senatore. Ringrazio l'ascoltatore di Pisa, spero che non abbia inalato troppo di quel fumo, di quell'incendio molto grosso che c'è stato a Vico Pisano ieri, rispondo molto volentieri. Il punto, cominciamo sui rinnovi contrattuali e similari. Sì, io per carità, cioè, sono molto per rispettare il lavoro e quindi faccio fatica a ragionare in termini di questi non ci votano, allora non gli rinnovo il contratto e similari. Cioè, io penso che gli insegnanti avessero oggettivamente diritto a un rinnovo abbastanza importante, stante anche, insomma, mi verrebbe a dire un po' la frustrazione che avevano tanti lavoratori di una cosa così importante, specialmente per i nostri figli e per i nostri ragazzi, no? Quindi io credo che abbia ben fatto il ministro Valditara a andare in pari con una contrattazione collettiva che era rimasta indietro per un sacco di tempo e quindi, insomma, hanno avuto quello di cui avevano diritto, quindi, insomma, non è che sono stati regalati chissà che cosa, semplicemente quello a cui avevano diritto gli altri, quelli che, come giustamente dice l'ascoltatore, in maggioranza loro votano, non gliela dava.
alla fine deve arrivare uno sporco cattivo leghista, no, a sistemare il contratto degli insegnanti, rinnovarglielo per 3 volte, di cui ovviamente la prima parte riguardava gli arretrati, perché se gli insegnanti avessero aspettato i geni del PD, potevano ancora aspettare a lungo. Indubbiamente. Senatore, tornando a No, noi, aspetta, non ho capito sì, cosa dice cosa in dice aula cosa? sul corso votazioni, perché vabbè, ma no, in corso votazioni no, fino a un certo punto, no, va bene, niente. Invece come si chiama? L'aspetto invece relativo a cos'è che era, scusa, perché mi ha distratto la prima domanda dell'ascoltatore di Pisa. È l'extragettito per abbassare, l'extragettito, sì, c'è per già, abbassare le giusto. accise. Sì, c'è già quel meccanismo, si chiama accisa mobile, e ovviamente prende in considerazione l'unica cosa che il decreto che all'epoca era stato fatto per l'accisa mobile, cioè vale a dire prendere l'extragettito dell'IVA all'aumentare del prezzo del carburante in modo tale da ridurlo, diciamo, mitigare la salita, scattava e scatta tuttora, credo, sulla base della legge attuale, con i prezzi sopra il 2. Per cui insomma non era fattibilissimo, no, al momento. Stiamo cercando col prossimo decreto legislativo attingeremo proprio quell'extragettito, lo faremo con un decreto legislativo. Comunque sì, grazie per il suggerimento, ma sì, certo, ci abbiamo già pensato. Invece se vuoi fare il jingle, magari lo fai, Sì, direi poi di dopo sì, ti direi dico di sì. sparato da dove vengono quei soldi che spenderemo. 10 secondi e torniamo subito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a voi la linea. Grazie Natalia, alle 18:56 minuti e 55 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per Zoom, ma questa è Scuola di Magia, conduce il senatore Claudio Borghi Aquilini. Senatore, allora, da dove arriveranno tutti questi soldi? Ecco perché io ho sentito e ho letto delle cose incredibili, no? Scusa, ogni volta che sento l'Unione Europea poi mi viene l'allergia, non so perché mi viene da starnutire. E una delle cose più incredibili, no, che leggevo è che l'Unione Europea ci dà i soldi finalmente per l'energia. No, calma, l'Unione Europea non ci dà un cazzo. No? Cioè, questo spero che sia chiaro, cioè, l'Unione Europea riceve soltanto da noi, quindi noi di mattina ci svegliamo e sappiamo che dobbiamo correre più veloce di uno dell'Unione Europea che vuole i nostri soldi, no? Quindi c'è rischio. Anche le volte che sembra che ce la dà, no? Cioè vale a dire quando c'è il programma PON fatto in collaborazione con l'Unione Europea, fatto in cose con l'Unione Europea, sono sempre soldi nostri che noi abbiamo dato e loro ci restituiscono meno di quelli che gli abbiamo dato. Quindi noi gli diamo 10, loro ci danno 8 e quegli 8 che ci danno dobbiamo mettere i cartelli da tutte le parti dicendo che sono soldi dell'Unione Europea. Questo funziona così la propaganda dell'Unione Europea. Anche in questo caso, per i 14 miliardi dell'energia, non ci danno nulla. Cos'è però la verità? Da dove sono? Da dove vengono questi soldi? Beh, è molto semplice. Vengono dallo stesso posto da cui vengono tutte le altre spese dello Stato. E è come una specie di piscina, no? Cioè fino a dove arriva l'acqua e poi dopo cosa c'è sopra. Allora, fino a dove arriva l'acqua sono le tasse. Sì. No? Come funziona con le spese dello Stato? Lo Stato impone tasse ai cittadini, raccoglie del denaro e ce ne accorgiamo di quanto ne raccoglie, perché ovviamente le tasse ci rasano per bene. Con il ricavato delle tasse dei cittadini
paga la stragrande maggioranza delle sue spese, che ricordiamo in ordine di peso per quello che è il bilancio dello Stato, vanno in pensioni, vanno in pubblico impiego, inteso in senso lato, no? Quindi sia gli insegnanti di cui si diceva prima, ma ovviamente anche poi dopo il trasporto pubblico locale, che scusa lo dico cioè al gentile ascoltatore di prima, è sicuramente meritevole di rinnovo contrattuale, assolutamente, cioè autoferrotramvieri e trasporto pubblico locale sono sicuramente meritevoli. Il trasporto pubblico locale mi pare che mi abbiano detto, anche se non sono esperto di materia sindacale, che è un po' più complicato da riquadrare, perché ci sono le questioni che ogni comune un po' se la gestisce come vuole, no? E quindi diventa un pochettino più complicato a livello, diciamo, gestirlo in modo accentrato, come invece è la questione dell'istruzione. Però insomma, sicuramente arriveranno, ecco, sono abbastanza, insomma, siate pazienti che qualcosa arriverà, di cui avete diritto, ovviamente arriverà velocemente. Per quello che riguarda invece, abbiamo detto, le spese, il pubblico impiego, quindi compreso anche di poliziotti, carabinieri, pompieri, insegnanti e così di questo tipo, e la sanità. Queste, diciamo, sono le tre voci probabilmente più grandi, no, delle spese statali. Se quello che noi prendiamo, che lo Stato prende in tasse, è di più di quello che spende al netto degli interessi sul debito pubblico, quella è un'altra voce di spesa, ma è un po' diversa rispetto alle altre, no? Cioè non è spesa diretta, perché non va a pagare qualcuno, ma va semplicemente a remunerare il prestito di denaro fatto con la sottoscrizione di titoli del debito pubblico. Quindi al netto degli interessi sul debito pubblico, se le tasse che tu incassi, tasse e contributi che tu incassi, sono di più rispetto a quello che tu spendi, si dice che il paese è in avanzo primario. Ed è esattamente la condizione tipica dell'Italia da quasi sempre. Cioè l'Italia, che tutti dicono all'estero, gli fa piacere dare l'immagine di un paese scialacquatore, no? E cose di questo tipo, in realtà è probabilmente il più risparmioso di tutti, vale a dire sta quasi sempre strutturalmente in avanzo primario. E quindi significa, non è che sia una cosa bellissima dal mio punto di vista, perché se un paese è in avanzo primario significa che un po' i cittadini li tosa. Non è che io devo vantarmi veramente più di tanto di essere in avanzo primario, perché significa che sto chiedendo sacrifici ai miei cittadini che magari altri non hanno. Però insomma le cose sono così. Dopodiché, se tu a questa situazione aggiungi quello che tu spendi per gli interessi dei titoli di Stato, ottieni il deficit. Perché? Supponi che, ne so, che tu hai rincassato 10 di tasse, no? Hai speso al netto di interessi, ne hai spesi 9. Poi arrivano 2 da spendere per gli interessi in titoli di Stato. Allora, 1 ce l'hai in cassa ancora dalle tasse che hai incassato, te ne manca 1. Quell'1 è il deficit, cioè vale a dire quello che tu spendi in più, con tutto considerato, quindi cose, rispetto a quanto hai incassato con le tasse. Come ottengo i soldi del deficit? Beh, ma è abbastanza semplice, lo ottieni emettendo altro debito. E uno dice, vabbè, ma questo poi diventa un meccanismo infernale, no? E così questo tipo. No, non è un meccanismo infernale, è abbastanza normale, perché se lo Stato emette dei titoli di debito, da chi vengono comprati questi titoli di debito? Vengono comprati dai cittadini, i quali evidentemente avevano risparmi. Ma riflettiamo un attimo, questi risparmi da dove sono arrivati? Cioè, qual è l'uovo e la gallina? Cioè, da dove parte il momento in cui arrivano dei soldi che finiscono nei risparmi dei cittadini? Questo
questo momento è nient'altro che la spesa pubblica. Io non posso avere dei risparmi se lo Stato prima non ha emesso delle banconote, se no che cosa metto? Quindi abbiamo lo Stato che crea denaro dal nulla, lo spende, dopo che l'ha speso, questi soldi arrivano, vanno in circolo per i cittadini, perché non lo so, lo spende e lo dà un poliziotto. Il poliziotto va da un fornaio che intanto ha fatto il suo pane, no? Paga il fornaio dopo va dal lattaio e cominciano a girare, no? Che è quello che succede nel nostro sistema economico. Però diciamo che in prima istanza sono stati creati dallo Stato. Quindi in realtà noi, facendo debito pubblico, andiamo semplicemente a raccogliere il risparmio, e quel risparmio è fatto da denari che sono stati prima o poi, diciamo così, immessi nel sistema dallo Stato. Pronto? Certo. Senti? Sì. Perché non No, so perché c'è vedo un numero che mi chiama, ma non capisco chi sia. Vabbè, ma lasciamo perdere, non sarà importante se non c'è il nome. E il risultato però che cos'è? È che quindi noi stiamo mettendo all'interno del sistema economico dei denari che derivano dai risparmi, per cui lo Stato emette dei titoli del debito pubblico, il cittadino li compra i BTP con i risparmi che ha, quel denaro torna nelle casse dello Stato e può essere speso per quello che dare conto pari. Per cui da dove vengono i 7 miliardi, 14 miliardi in più, no, che lo Stato può spendere per l'energia? Essendo che noi siamo già in deficit, no? Perché siamo al 3% di deficit su PIL, quindi spendiamo di più di quello che incassiamo con le tasse in ragione di 3 punti percentuali rispetto a quello che noi produciamo come PIL. Per cui cosa succede? Che se invece noi abbiamo bisogno di spendere 14 miliardi in più, no? 7 all'anno con questa formula stupida, lo Stato molto banalmente mette in vendita degli altri titoli di Stato che oltretutto tutti vogliono, no? Perché abbiamo lo spread ai minimi e così via, quindi è un momento dove sono assolutamente molto appetibili i titoli di Stato, perché questo governo è considerato, diciamo così, bene dai mercati internazionali, vede che non facciamo delle cose stranissime, no? Così via, pur senza dei metodi di controllo derivanti dalla banca centrale che il resto del mondo invece potrebbe avere, ma noi non ce l'abbiamo, non abbiamo problemi a vendere i nostri titoli di Stato, e quindi si procura il denaro dai risparmiatori e può tranquillamente metterlo in circolo per la gestione dell'energia. Dov'è che viene meglio questa gestione dell'energia? Viene meglio se cerchi di mantenere questi soldi in circolo il più possibile. E per mantenere i soldi in circolo il più possibile, il mio suggerimento è cercare di far pagare meno le bollette, più ancora del pieno di benzina. Se io riesco a far avere dei miliardi di sgravio alle bollette, ma io sono abbastanza sicuro che questi soldi, in un modo o nell'altro, rimangono in circolo, e oltretutto buona parte dell'energia prodotta da quello che arriva alle bollette è anche prodotto internamente, perché per esempio è idroelettrico, perché per molti adesso è diventato pure solare, eolico, piuttosto che geotermico, insomma c'è una certa parte della nostra parte elettrica che è prodotta in Italia. Per cui se io riesco a indirizzare gli sgravi in quella direzione lì, abbassando in modo sensibile le bollette per i cittadini e soprattutto per le imprese, perché io penso ovviamente alle imprese energivore che si trovano a dover fare concorrenza ad altri paesi dove per vari motivi, metti per esempio la Francia che usa il nucleare, sono in vantaggio.
Ecco che così facendo io contribuisco a sostenere bene il sistema paese, a dare un pochettino di respiro anche alle famiglie, stando all'interno della cifra che ci è stata data. Questi soldi, come ho detto, vengono raccolti dallo Stato emettendo titoli di Stato e a quel punto il denaro che è stato tolto, diciamo così, dal risparmio liquido, no? Ma liquido ma non utilizzabile, viene rimesso in circolo. Perché cosa succede? Se io ero un cittadino, avevo un risparmio di 10.000 euro, no, sul conto corrente, mettiamo, della banca o sotto il materasso, che sono diciamo l'utilizzo peggiore, e tolgo questi soldi da sotto il materasso e vado a comprarmi un BTP, ha un doppio vantaggio, perché io, cittadino, sarò protetto dall'inflazione, perché su questi 10.000 incasserò il 4% o il 3%, insomma quello che sarà, dipende dal tipo di titolo alla scadenza, di interesse, e quindi anche se c'è l'inflazione il mio capitale sarà tutelato, no? Perché avrò dei soldi di interessi favorevoli a me, che mi potrò tranquillamente mettere sul conto corrente a compensazione della perdita di valore del mio titolo di Stato. Non ho un problema di ricchezza, perché io posso avere 10.000 euro sul conto corrente, ma se li sostituisco con un titolo di Stato da 10.000 euro, io ho sempre 10.000 euro. Non è che cambia niente, cambia la natura con cui ho i risparmi. Se io volessi avere subito i contanti dal possesso del titolo di Stato, vendo il titolo di Stato in banca, tempo 2 giorni, mi arriva l'accredito con i contanti. Quindi in realtà quel titolo di Stato è proprio come avere dei contanti sotto il materasso. A quel punto cosa succede però? Che uscendo dal materasso e andando nelle casse dello Stato, se lo Stato li rispende subito, no? E quindi li rimette in circolo, e questi diventeranno reddito di altri. Diventando reddito di altri ottieni pagamento di tasse, col pagamento di tasse si riduce la quantità di deficit che io faccio, e alla fine di tutto questo circolo, se le cose sono state fatte bene, quindi è stato speso bene, avremo un paese più ricco che cresce di più, no? A fronte di un debito che sì, magari è cresciuto, ma in proporzione alla crescita che c'è stata all'interno dello Stato, perché se questi soldi hanno fatto anche 3-4 giri, no? E così via, si sono come dire moltiplicati, no? C'è una roba che si chiama moltiplicatore monetario che valuta quante volte girano i soldi prima di ritornare poi sul conto corrente o sul materasso di qualcun altro, e il risultato è che noi alla fine stiamo meglio, perché abbiamo fatto una spesa positiva, senza sprechi e senza niente di negativo. Però per fare questo dobbiamo poterlo fare. Capisci che se invece arrivano con le loro regole dell'Unione Europea e dice no, ma questo non puoi spenderlo così, puoi spenderlo soltanto se il filo della luce da cui ti attacchi è LGBT, arcobaleno, cioè capito, tutte queste cretinate, no, di mezza Europa, ecco che allora non va. Però se invece riusciamo appunto a spendere questi denari per incentivare la nostra economia e riuscire a migliorare la nostra posizione, ecco che al lato pratico poi alla fine ci verranno non solo ripagati, no? Ma probabilmente anche accresciuti, e ci saranno ancora più risparmi da cui poter attingere. Per cui in realtà la risposta è: di chi sono questi soldi che possiamo spendere? Non sono dell'Europa, sono soldi nostri, dei nostri risparmiatori, che vengono trasferiti allo Stato e spesi in modo tale da riuscire a rilanciare l'economia senza bisogno di dover chiedere niente a nessuno. Per cui questo serve per evitare la narrazione, la propaganda dell'Unione Europea che ti dice che pagano tutto loro, quando non è assolutamente vero, e tutto sommato anche la propaganda dei Vanide romani di questo tipo, che dice bestemmia, tu stai spendendo soldi, stai spendendo troppi soldi, quando in realtà abbiamo visto che non è esattamente una spesa, no? Inteso come pago per qualcosa e poi non lo vedo più,
ma è un mettere in circolo del denaro che poi significa mettere in circolo ricchezza. Certo. Senta, senatore, oggi è il 9, è 7:16, è 7:23, è 7:30 e finisce l'era del PNRR. Lei che cosa... Ecco, scusi se dovrà pigliarsi ora una cucchiaiata di bicarbonato di sodio. Finisce questo mondo, quanto ha aiutato sto paese secondo lei? Zero. Ha aiutato zero e un giorno o l'altro faccio i conti, cioè un giorno o l'altro prenderò bene. Io l'ho chiesto al ministro, vediamo se lo faccio prima io o se lo fa prima lui, gli ho detto ma mi fai i conti per cortesia di quanto abbiamo speso noi in interessi per il PNRR e quanto avremmo speso comprando, cioè vendendo BTP ai primi giorni del PNRR dove c'erano i tassi di interesse, perché erano i periodi del Covid, c'erano i tassi di interesse praticamente a zero, dato che io credo che il risparmio che avremmo ottenuto emettendo titoli di Stato all'epoca, quindi con tassi vicini allo zero, e spendendo per i cavoli nostri quella cifra che ci serviva per rimetterci in piedi dopo la pandemia, invece che fare 2000 interventi del tutto inutili, la pista ciclabile su un paese con le strade di 15 gradi di dipendenza o similari, piuttosto che la colonnina per caricare qualcosa sul Gran Sasso. No, cioè, tutte queste cretinate che siamo stati costretti a fare col PNRR, che è meglio di niente, per carità, per cui piuttosto che niente è meglio piuttosto. E similari, però in realtà non hanno portato secondo me nessun tipo di beneficio, ma soltanto un gran casino, ed è una cosa che tutto sommato spesso succede. Infatti. Senatore, senta, adesso si va avanti e questa settimana cosa dobbiamo tenere d'occhio in particolare in Senato? Beh, questa settimana giovedì è il giorno secondo me cruciale, il giorno cruciale giovedì perché ci sarà la Presidente Meloni in Senato per il pre-Consiglio europeo. Quindi ci sarà da discutere anche sulla base di alcune mozioni che ovviamente noi daremo, come Parlamento daremo al governo, da intendersi come atto di indirizzo, no? Cioè nel senso, tu hai mandato di andare all'Unione Europea quando c'è il summit a chiedere questo, quest'altro Infatti. al governo. Infatti. Scusa, ho saltato il leggendario sottosegretario Gemmato alla Salute che veglia sugli eccessi di Schillaci, che non ci vaccini tutti di notte. Bene. Cosa non semplice, perché sai che questa roba, i vaccinisti sono sempre in agguato, non so come dire. Meno male che insomma all'interno di Fratelli d'Italia c'è qualcuno che fa squadra con me per cercare di limitare queste cose. Però diciamo che appunto il giorno principale sarà giovedì. Molto bene. Che sarà prima la Camera, quindi alla mattina credo che inizierà la Camera, il Presidente Meloni al pomeriggio in Senato. Molto bene. Senatore, si è discusso molto in questi giorni di Zaia. Pensavo che mi salutassi. No, volevo chiederle quest'ultima cosa. Si è discusso molto di Zaia, di quest'idea di una Lega CDU-CSU, ma lei che ne pensa? Ma io quando sono entrato in Lega mi hanno detto una cosa e c'era ancora Bossi e così di questo tipo, e dice la Lega è una. Se non si capisce che la Lega è una, secondo me vuol dire non aver capito che il messaggio della Lega è un messaggio corretto a tutte le latitudini, cioè dal nord al sud, dall'est all'ovest, ed è un messaggio di un desiderio di indipendenza, un messaggio di un desiderio di decentramento amministrativo previsto peraltro dalla Costituzione, è un messaggio di lotta contro il globalismo, è un messaggio di forza per la possibilità dei popoli di decidere a casa propria,
Ed è soprattutto una cosa che forse qualche volta è stato un pochettino dimenticato, ma insomma provvederemo a far sì che venga ricordato in tutti i modi, che è un partito di lotta e di governo, è un partito che se c'è da amministrare ha degli ottimi amministratori, ma un partito che c'è da farsi valere è in grado di farsi valere. Una volta che le cose vengono fatte così bene, poi non c'è bisogno di avere 2 leghe, 3 leghe, 5 leghe, insomma la Lega è una, e tutte le regioni così hanno sempre avuto tutta l'autonomia possibile. Molto bene, allora senatore, io la ringrazio e ci ritroviamo il 16 di giugno. Va benissimo, grazie a voi. Grazie ancora. Ciao, Sigla. ciao. Di nuovo un saluto. Avete ascoltato Scuola di Magia. E allora, buona gente, si sono fatte le 9, sì, le 9, vabbè, le 19 minuti e 55 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Abbiamo ascoltato insieme in religioso silenzio la scuola di magia di oggi del senatore Borghi. Adesso diamo un'altra occhiata alle agenzie, il telefono è aperto, 029294 7222, se volete essere dei nostri. Salutiamo gli atleti della polisportiva Gabriele Cirilli che questa settimana hanno fatto come sempre faville sui campi della prima divisione, e detto ciò andiamo a dare un'occhiatina all'ANSA di nuovo e poi anche un'occhiatina eventualmente a Iran International, perché qua mi pare che sta guerra stia per ricominciare, ammesso che si sia mai fermata. ANSA, eccola qui. Vi ricordo, Parmitano sarà pilota di Artemis 3, sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea nell'equipaggio della missione che aprirà la strada verso la Luna, prevista nella seconda metà del 2027, sarà l'unico membro dell'equipaggio non americano. Ancora l'inchiesta sul ponte sullo Stretto. 3 persone indagate per corruzione, tra loro l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Miele. Il caso ha arrestato l'ex marito di Nessi Guerra, che vi ricordo è stato condannato, lei è stata condannata in Egitto in maniera fasulla per adulterio. E poi il primo piano, accordo sul contratto dei ministeri, 160 euro di aumento. Una notizia che darà una fitta di dolore a tanti di voi. Io per primo. Arriva il decreto autovelox, stop al caos sulle multe. Dopo le polemiche e le sentenze dei tribunali, il ministro Salvini firma le regole per l'omologazione. Diamo un'occhiata anche a Iran International. Trump dice che l'America risponderà all'abbattimento da parte dell'Iran di un elicottero Apache. Sapete che quest'oggi si è avuta la notizia dell'abbattimento di un elicottero Apache nello stretto di Hormuz, o meglio, però si sa anche che i 2 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo e sono sani e salvi. L'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite dice che spera che Teheran e Washington raggiungano un accordo finale al più presto, questo perché i negoziati continuano su un potenziale accordo di pace. Trump oggi ha detto per la 37esima volta che a breve ci sarà l'accordo con l'Iran. Beato lui che continua a crederci. Vediamo un po' che altro c'è di interessante. Il comandante della brigata Quds, che sono praticamente i più fanatici dei Pasdaran, tal Esmail Khani, ha detto che dallo stretto di Hormuz a Bab el-Mandeb, lo stretto che dà accesso dal Mar Rosso al Golfo di Aden e all'Oceano Indiano, e dal Golfo Persico fino al Mar Rosso è nata adesso, sarà formata una nuova cintura di sicurezza della resistenza. Loro si chiamano asse della resistenza e sono soltanto l'asse del male e della malvagità fatti persone. Andiamo a vedere quindi cosa sta succedendo.
secondo il quotidiano Axios, un'inchiesta americana ovviamente ha dimostrato che è stato un drone iraniano a colpire l'elicottero Apache, quello che è caduto appunto vicino allo stretto di Hormuz. Tra l'altro pare che l'indagine ancora non ha deciso, non ha determinato se l'attacco sia stato intenzionale, e la materia, la vicenda resta ancora sotto attento scrutinio da parte degli inquirenti americani, anche perché Trump ha detto che ci sarà una risposta per questo aereo, per questo elicottero che è stato buttato giù. Invece lo speaker del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha detto che l'Iran avrebbe preferito la diplomazia, ma potrebbe dare una risposta molto più potente nel caso in cui non venissero rispettati gli impegni presi. Preferiamo il linguaggio della diplomazia, scrive su X, ma parliamo anche altri linguaggi e li parliamo in maniera molto più fluente. E poi aggiunge: se voi non rispetterete i vostri impegni, noi passeremo a parlare il linguaggio che parliamo meglio. Avete voluto la bicicletta e ora pedalate. You ride the horse you saddled. Tu cavalchi il cavallo che hai serrato, che in italiano non significa niente, ma lo possiamo tranquillamente tradurre con hai voluto la bicicletta e mo pedala. Trump appunto ha detto che l'Iran ha abbattuto questo elicottero Apache mentre stava facendo un giro di pattuglia sullo stretto di Hormuz. Ha aggiunto che gli Stati Uniti risponderanno all'attacco. Sono stato appena informato dal nostro grande esercito che l'altra notte gli iraniani hanno abbattuto uno dei nostri altamente sofisticati elicotteri Apache mentre stava facendo un pattugliamento sullo stretto di Hormuz, ha scritto Trump su Truth Social, il suo social privato. Ci sono stati coinvolti i 2 piloti, ma entrambi sono salvi e illesi. Ciò nonostante gli Stati Uniti devono chiaramente rispondere a tale attacco. Poi c'è il mondiale, quello che noi ci vedremo alla televisione, chi se ne frega, io come lo guardo. La squadra di calcio nazionale iraniana, che al momento si sta addestrando a Tijuana in Messico, avrà il permesso di entrare negli Stati Uniti il giorno prima di ognuna delle sue 3 partite ai mondiali. Questo è quello che dice la Reuters, citando il Dipartimento USA della sicurezza interna. Aneddoto un po' piccante: negli anni 40-50 erano molto diffuse le Tijuana Bibles. Le chiamavano così perché erano delle pubblicazioncelle clandestine a luci rosse che avevano una particolarità. Non erano fotoromanzi, non era niente di tutto questo. Non era, tanto per fare una citazione che a qualcuno darà i brividi, i Fix Chen Chen, ovvero il leggendario Super Sex. No. La particolarità era che erano dei fumetti erotici in cui i protagonisti erano i più famosi protagonisti dei cartoni animati del tempo, quindi c'era Poldo, c'era Braccio di Ferro, tutte queste robe qua. Ecco, forse magari si potrebbe tentare di portare lo scompiglio nel ritiro messicano della nazionale iraniana buttandogli dentro copie e copie di Tijuana Bibles. Sai quegli ayatollah come impazziscono davanti a una cosa del genere? Sarebbe uno scherzo divertente, però, dai, tutto sommato. Vediamo un po' che altro possiamo dire. Ecco, il Regno Unito ha approvato una nuova legge che dal prossimo mese colpirà gli stati, i proxies di stati ostili, e quindi probabilmente colpirà ancora una volta Hamas, colpirà ancora una volta gli Houthi ed Hezbollah. Andiamo a vedere questa storia invece di Nessi Guerra. Eccoci qua. È stata arrestata in Egitto Tamer Hamouda, l'ex marito di Nessi Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni da parte dell'ex marito. Noi abbiamo avuto la sua avvocatessa Agata Armanetti in diretta qui a Zoom.
Qual è il fatto? Questo stavolta aveva minacciato il console onorario d'Italia che gli avrebbe sparato nelle gambe e l'avrebbe ridotto sulla sedia a rotelle. E a questo punto, e inoltre c'è stato anche un tentativo di aggressione. A questo punto il diplomatico giustamente si è rivolto alle autorità e ora questo signorino è stato portato a vedere il sole a scacchi. Andiamo a vedere la DN Kronos. La NASA annuncia gli astronauti della missione Artemis 3, c'è anche Luca Parmitano, sono onorato. E poi sciopero dei treni dell'11 giugno, sospesa la protesta, potete viaggiare. Lo stop dopo il tavolo al MIT, scongiurata dunque la mobilitazione di Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti, Fast. Resta al momento ancora in piedi lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno. Rixi, bisogna chiedere al garante. Ponte di Messina, l'abbiamo detto. Inchiesta PM Roma per corruzione, 3 indagati, c'è pure ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. I 3, un avvocato, un imprenditore e un magistrato, avrebbero tentato di condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. Ciucci, siamo sorpresi dalle indagini, la società è estranea ai fatti. Appunto la notizia dell'arresto dell'ex marito Inessi Guerra, la donna spero sia utile per il nostro rientro in Italia. La sanremese è bloccata nel paese arabo con la bimba di 3 anni, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dell'uomo. Tamer Hamouda è stato arrestato dalla polizia di Hurghada dopo le minacce rivolte al console onorario italiano di Hurghada. Iran continuano i negoziati con gli USA, Trump per la 37esima volta presto l'accordo, nuovi raid di Israele nel Libano. Morte di Andrea Purgatori, il giudice, la terapia antibiotica gli avrebbe allungato la vita, la famiglia nel bosco, Pillon, contestiamo le valutazioni del CTU, condizioni di allontanamento sono venute meno. Il giallo di Pietracatella, il tossicologo, per noi l'ericina è la sostanza che ha causato la morte. Carlo Locatelli alla DN Kronos, è l'unica trovata nelle analisi. Non sappiamo però come sia stata ingerita. Quelli di mamma e figlia, i primi 2 casi al mondo documentati con questo livello di certezza. Chiudiamo con strage di Corinaldo. Strage di Corinaldo, uno dei responsabili appicca fuoco in cella e aggredisce gli agenti. Ricorderete la strage di Corinaldo, quei ragazzi e quella mamma che sono morti per la ressa perché c'era il concerto di Sfera Ebbasta. Adesso pausa e poi ci sentiamo un pezzo del 1983, Piero Piccioni, Il Tassinaro con Alberto Sordi, a tra poco. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, questo era Il Tassinaro di Piero Piccioni, che è la colonna sonora dell'omonimo film del 1983 di Alberto Sordi. Bellissimi cameo di questo film, dove c'è Pippo Baudo, dove c'è Fellini, e poi c'è anche lui, c'è Giulio che prende il taxi e va in giro per Roma insieme a Giulio, insieme ad Alberto. Immenso, ma vi rendete conto che Italia che ci siamo persi? Dai, vi prego, mamma mia. Non mi ci fate pensare, va, che poi mi parte la botta di nostalgia. Sentite, vi voglio raccontare una roba. Allora, io stamattina dovuto fare una visita medica a Milano, non riesco a prendere la macchina, cioè non riesco a prendere il treno, prendo l'Alfa e arrivo a Molino d'Orino. Molino d'Orino c'era il multipiano, il parcheggio pieno, dico io, mo come faccio? Mi salta l'appuntamento. Vado indietro a Cornaredo, parcheggio, lascio la macchina in un parcheggio e mi prendo l'autobus che va a Molino d'Orino. Poi prendo la metropolitana, faccio tutto quello che devo fare. Al ritorno arrivo di nuovo a Molino d'Orino, prendo l'autobus per andare verso Cornaredo, andare a recuperare la macchina, un caldo da morire. Salgo, ora io mi scuso con chi mi sta ascoltando, ma io vi racconterò le cose per come sono andate. Salgo, vedo che l'autobus, ovviamente essendo capolinea, era vuoto, mi prendo un posto. Poi però vedo arrivare una nonna con una bambina, mi fanno simpatia, poi non mi pare giusto, mi alzo, le faccio accomodare. Il tempo di attaccarmi alle maniglie per tenermi e il tempo che scoppia una lite furibonda. C'è una vecchia, scusate se la chiamo così, ma tra poco capirete il perché. Una vecchia, bionda, capello curato, orecchini, ossuta, veramente una figura di quelle proprio inquietanti, che si è avvicinata a una signora sulla cinquantina, tra cagnotta con la coda di cavallo, e praticamente le ha detto: alzati perché io sono vecchia, mi devo sedere. E quella gli dice: mi scusi, ma io sono già seduta qua. Ah sì, vaffanculo. Comincia uno scambio di vaffanculo tra le due, che poi degenera in una serie di urla di quelle proprio clamorose. In tutto questo l'autista si alza perché l'autobus doveva partire, chiede di fermarsi, chiede di darsi una calmata, se no dovrà eventualmente chiamare i carabinieri. Vabbè, in qualche modo i toni si abbassano, l'autobus parte. Ma in tutto questo succede che dal fondo, sapete questi autosnodati, sti autobus lunghi, ecco, nella zona del Mantice c'è un altro anziano che grida alla tizia con la coda di cavallo: vedi di portare rispetto agli anziani, vergognati. Allora lei tira fuori un tesserino e dice: io non sono tenuta a raccontare la mia vita agli altri, ma siccome lei mi sta accusando di essere una maleducata, questo è il tesserino, io sto facendo la chemio, non ho la possibilità di stare in piedi a lungo e di conseguenza sono rimasta al mio posto. Allora quell'altra: pure mia figlia ha il tesserino, però non lo va sventolando in giro. Allora la coda di cavallo: smettila, vergognati, sei una gran maleducata, voi vecchi siete tutti pretenziosi, fate tutti schifo, ma perché non muori che largo ai giovani, così la smettiamo? Insomma, il casino degenera ancora una volta. Perché? Perché la vecchia, tra l'altro, continuava a infuocargliela, continuava a provocarla, le sussurrava tutta una serie di cose, perché poi è venuto fuori che questa è una habitué della linea dell'autobus che avevo preso io. Morale della favola, a questo punto arriviamo al top. Il top è che questa continuava, allora la tizia con la coda di cavallo: basta, vergognati, sei una maleducata, sei andata a trovare tuo marito al cimitero stamattina? E lei gli fa: sì, e tuo marito invece dov'è? Mio marito, e si mette a gridare: mio marito è a lavorare, a farsi un culo così per mantenere anche te, vergognati maleducata. A questo punto si alza lui, il mattatore,
Un ragazzo di 26 anni più alto di me, io sono 1,90, questo era alto 2,10 m minimo, palestrato, occhiale tattico, fa: signora, lei la deve smettere di essere così insolente nei confronti della coda di cavallo. Questo perché voi vecchi siete pretenziosi molto spesso, maleducati, vi dovete vergognare. E allora si gira verso quello che aveva parlato dal fondo e gli fa: tu fatti i cazzi tuoi, che le cose non le sai, stai zitto se non hai niente da dire. Io ho 26 anni, ho lavorato tutto il giorno perché io ci ho avuto 30 clienti oggi che mi sono trovato a fare tutto il mio lavoro perché sono un barbiere. Basta, vergognati. Insomma, siete tutti dei pretenziosi perché la gente è maleducata, perché la gente con sto telefonino è rincoglionita, tutte ste robe qua. Morale della favola: non si è sentita più una mosca. Dice: abbiamo il dovere di essere tutti quanti educati e in questo cazzo di autobus non c'è nessuno che lo è, vergognatevi. E finisce in questo modo. A sto punto mi sono avvicinato, dovevo scendere, gli ho detto: scusi, questa è la fermata di tal dettaglio. Dice: sì, la ringrazio. Mentre vado a scendere, un'altra signora seduta lì lo guarda e gli fa: bravo, hai fatto bene a metterla a posto la vecchia. Perché? Perché purtroppo, ora io sono sceso e mi sono ricordato di un episodio simile che m'è capitato quasi 30 anni fa su un tram. E io ricordo un tale, quando ci fu una scena di questo genere, che mi disse questa cosa, dice: io sono qua da 22 anni e ti posso dire che tante volte certi pensionati lo fanno perché sostanzialmente sono soli e si sentono vivi se litigano. Allora io non mi metto a fare discorsi qualunquisti, non mi metto a dire gli anziani so tutti così, i giovani so tutti cosà. A me è parsa, mi permetto di raccontarvela questa storia, è parso uno scontro tra 2 solitudini. Siamo una realtà nella quale in realtà siamo molto soli e credo tra l'altro che dopo il Covid siamo anche peggiorati come incapacità di stare con gli altri. Incapacità di comprenderci, incapacità di perdonarci. Aldo Moro diceva: comprendiamo ma non condividiamo. Se voi prendete un qualunque fottutissimo video o guardate un talk show, cosa c'è? Tal dei tali asfalta l'avversario, demolisce l'avversario, distrugge l'avversario. Ma che società imbarbarita è questa? Perché poi vedete, a cascata tutto questo riverbera. Il problema non è che la signora anziana fosse pretenziosa o l'altra avesse le sue ragioni. Il problema è che il cattivo esempio nel vedere questi pollai, questi gallinai continui, alla fine ci ha avvelenato, ci ha involgariti. Pare che la vita è un eterno reality in cui ci dobbiamo mandare a fare in culo, in cui se non hai ragione allora sei un perdente, quella. Io non voglio vivere in un paese come questo. E purtroppo, e di questo me ne scuso io per la mia categoria, purtroppo questo è stato anche opera di un certo giornalismo e anche di una certa radiofonia. Per cui vi dico, quando se me l'avessero raccontata 'sta storia io non ci avrei creduto. L'ho messa per iscritto poi a mente fredda, credo che uscirà su Italia Oggi nei prossimi giorni, la troverete lì. Per gli amici che oltre ad ascoltarmi qui su Radio Libertà mi leggono su Italia Oggi. Però è drammatico vedere che l'Italia si sia ridotta a questo, che gli italiani si siano ridotti a questo perché vedete viaggiare in seconda classe, prendere gli autobus, andare in mezzo alla gente e ti fa vedere l'Italia per quello che è. E l'Italia purtroppo è fatta anche di queste cose. E non è un bello spettacolo. E non è assolutamente piacevole e mi chiedo davvero quando saremo anziani noi, della mia generazione e così via, che mondo sarà. Me lo chiedo davvero, me lo chiedo quando arrivano certi messaggi, quando arrivano certe cose. Maurizio mi batte le mani, Maurizio fratello, io ti ringrazio, però vedi il problema non è che tu mi devi battere le mani, il problema è che possiamo fare per rendere 'sto paese un paese migliore. Questo è quello che ti chiedo, fratello mio.
Va bene, bella gente, noi abbiamo finito. Direi che come degno epilogo alla vicenda che abbiamo appena raccontato ci saluteremo con i Pandemonium. Tu fai schifo sempre, del 1979, che come ciliegina sulla torta della storia che vi ho raccontato è evidentemente degna. Noi ci ritroviamo domani 18:15 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi. Ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Certe volte mi chiedo se sto sognando. Possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita. Io, una persona quasi insignificante, vicino a te che sembri una stella, perché tu sei bella, tu sei fragile, sei un fiore, ecco, sei un fiore. Svegliati una buona volta e smettila di sognare. Sai cosa ti dico? Tu fai schifo sempre, da mattina alla sera fai schifo sempre, quando scendi per strada fai schifo sempre, quando leggi o giornale fai schifo sempre, fai schifo sempre. Così un fiore profumato, così una rosa. Trascorrerei la mia vita a scriverti poesie, a parlarti d'amore. Come ricompensa mi basta un tuo sguardo, un tuo sorriso. La bocca più dolce, una ciliegia. Ma come? Io ti dico delle frasi meravigliose. Io sto morendo d'amore per te e tu mi tratti così. Ma chi credi di essere? L'unica donna che c'è sulla terra, credi di essere. Ma sai che ti dico? Tu fai schifo sempre, la mattina alla sera, tu fai schifo anche di notte. Un fiore, una rosa, ma sta cosa brutta. Sta cosa curiosa, ma è arrivato Sofia Loren, un fiore, ma quale fiore? Una ciliegia, ma che ciliegia? Non si manca una mera frase. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.